Di al sabato alle 6 del mattino sul sito, su Telegram, sui canali Facebook. Il GR Nazionale. Ogni ora informazione in più. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Yes, she can. Così Barack Obama ha rispolverato il suo storico motto dedicandolo a Kamala Harris in corsa per la Casa Bianca. A poco più di 2 mesi dalle elezioni degli Stati Uniti del 2024, dal palco della convention dei democratici di Chicago, l'ex presidente ha quindi ribadito: siamo pronti per la presidente Harris. È una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce. Non abbiamo bisogno di altri 4 anni di caos, ha detto poi, attaccando Trump. Intanto proprio Donald Trump ha dichiarato che se verrà eletto offrirà ad Elon Musk una posizione nel governo, un ruolo consultivo nella sua amministrazione. Lo ha detto lo stesso tycoon in un'intervista alla Reuters pubblicata sul sito. La risposta di Musk, che gli ha già dato il suo endorsement, non si è fatta attendere. Pronto a servire, ha scritto. Trump ha però avvisato che prenderà in considerazione l'eliminazione di un credito d'imposta di $7.500 per i veicoli elettrici, una mossa che potrebbe penalizzare Tesla. La guerra in Medio Oriente, il segretario di Stato americano Anthony Blinken avverte: il tempo per un accordo sulla tregua sta per scadere. Gli Stati Uniti rifiutano un'occupazione israeliana a lungo termine di Gaza, mentre Blinken è a Doha, tappa del suo tour in Medio Oriente per spingere verso un'intesa. Netanyahu dice di non essere sicuro che ci sarà un accordo alla vigilia della ripresa dei colloqui prevista per domani in Egitto. Secondo Biden, Israele dice di poter trovare una soluzione per il cessate il fuoco, ma Hamas si sta tirando indietro. Intanto l'esercito israeliano annuncia di aver colpito una scuola a Gaza City, sostenendo che fosse un centro di comando di Hamas. Nell'attacco sono morte almeno 12 persone. Sul fronte russo-ucraino, nella notte le difese aeree russe hanno abbattuto 10 droni ucraini che miravano a Mosca. Secondo media ucraini, Putin ha ordinato di liberare Kursk entro ottobre. Il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri accusa Mosca. L'offensiva nella regione è dovuta alle azioni illegali di Mosca contro Kiev. Intanto oltre 121.000 civili hanno lasciato i distretti di confine dall'inizio dell'offensiva. La Chiesa ortodossa estone si stacca dal patriarcato di Mosca. La cronaca: i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto sono riusciti ad aprire un varco nello scafo del Beijan. Il veliero affondato lunedì mattina a Porticello, Palermo. Un'attività non semplice a 50 metri di profondità. Attraverso questo varco i sub sono riusciti ad entrare all'interno dell'imbarcazione, dove si ritiene siano rimasti intrappolati i corpi delle 6 persone che risultano ancora disperse. Al momento un corpo è stato trovato e 15 le persone salvate. Tennis: Jannik Sinner è stato sottoposto per 2 volte a test antidoping che hanno rilevato la positività a un metabolita del clostebol a distanza di 8 giorni l'uno dall'altro. Lo ha fatto sapere l'International Tennis Integrity Agency. L'azzurro è stato però giudicato innocente perché contaminato inconsapevolmente durante un massaggio effettuato dal suo fisioterapista, che aveva usato il farmaco contenente la sostanza proibita per curare una ferita su un dito. La decisione di un tribunale indipendente di giudicare innocente Sinner è stata presa il 15 agosto scorso ed è appellabile dalla WADA e dalla NADO, ovvero dall'Agenzia Antidoping Mondiale e da quella italiana. Intanto Sinner ha patteggiato la perdita di montepremi e punti conquistati ad Indian Wells. E per ora è tutto, a più tardi. Luisa, mai visto il nuovo Rasaerba Steel? Stupendo, lo voglio troppo! E perché? La nuova motosega Milwaukee? E il decespugliatore Bosch? E la nuova linea di attrezzi della Ryobi? Top! Fanno pandan con i miei guanti giardino! Scusate, ma dobbiamo parlare tutta la sera di attrezzi da giardino? Oh, ma che vuoi? Siete stati voi a portarci da Monego. E adesso ci siamo innamorati di tutte le sue proposte per la cura e la trasformazione del nostro giardino. Solo prodotti di alta qualità. Aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. E il sabato tutto il giorno. Monego, a Sedico, in via Gordina. E come dice Pierluigi, grande, grande, grande e conveniente. Sono aperte le iscrizioni al corso serale dell'Istituto Catullo ad indirizzo sociosanitario. Il corso si propone di qualificare giovani ed adulti privi di una professionalità specifica, consentendo l'acquisizione di nuove conoscenze e abilità. È rivolto anche a coloro che intendano conseguire una qualifica da spendere nella propria carriera lavorativa. Le lezioni, da lunedì al venerdì in orario serale presso la sede centrale dell'Istituto in via Garibaldi 10 a Belluno. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a bliss01
1200t@istruzione.it con dati anagrafici, email e contatto telefonico. Verrete contattati dai docenti referenti per il corso serale. Iscrizioni entro il 15 ottobre. Ad Agordo, studio dentistico Dottor Galvano Dotta. Siamo a vostra disposizione per tutti i tipi di prestazioni odontoiatriche. In particolare, siamo specializzati in sbiancamento professionale, ricostruzioni estetiche dei denti e applicazioni dentali di gioielli naturali. Studio dentistico Dottor Galvano Dotta. Ad Agordo, in via Raffaele Costa. Su appuntamento allo 0437 62 446. Convenzionato con Unisalute e Cassa Solidarietà Aziendale Lavoratori Luxottica. Autorizzazione comunale 18-2016. Dottor Galvano Dotta. Iscrizione all'albo medici, chirurghi e odontoiatri. I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Più sei pronto a riviverli appieno. 1983-2023, da 40 anni, alle 8 del mattino, la rassegna stampa locale di Mirko Mezzacasa. Le notizie del mattino dalla stampa locale, dal sito internet www.radiopiù.net. Ben ritrovati da via Paris Bordone, a voi tutti il più cordiale saluto. Sono le 8:04. In apertura sul Gazzettino: eutanasia, va a morire in Svizzera. 80enne di Lozzo di Cadore sceglie il suicidio assistito, si era ammalato gravemente e ha organizzato tutto da solo. Luigi Baldovin, appassionato della montagna, gli amici sapeva dove sarebbe caduta una valanga. Sparito nel nulla il responsabile dell'Eurobrico, Ponte Simone Noal è partito lunedì, unica traccia l'auto vista a Cencenighe. Quando martedì mattina i colleghi dell'Eurobrico di Viale Dolomiti non hanno visto arrivare al lavoro, hanno chiamato i familiari per sapere cos'era successo a Simone Noal, 39 anni di Ponte, responsabile del negozio. Partito dalla sua casa di Ponte lunedì mattina per fare una passeggiata in montagna, sparendo nel nulla. Unica traccia il passaggio della sua Jeep Renegade sulla 203 a Gordina a Cencenighe, attivato il piano di ricerca persone scomparse dalla prefettura. L'uomo è uscito di prima mattina a bordo della Renegade targata EZ 311 HB. Chiunque abbia notizie, informazioni, si rivolga ai carabinieri attraverso l'utenza 112 o 0437 25 51 o a qualunque stazione carabinieri o ufficio di qualunque forza di polizia. Corriere delle Alpi: in apertura caccia ai talenti digitali. Anche in Veneto mancano, soprattutto informatici, ingegneri tecnici, oltre 30.000 i posti scoperti. Il report di Confartigianato sulle difficoltà delle imprese per la transizione, da valutare l'impatto crescente della intelligenza artificiale. In centropagina del Corriere delle Alpi: la ricorrenza nel 1924, il primo impianto per Pocol, diede il via alla epopea della Regina delle Dolomiti. In questo caso si fa riferimento a Cortina. La fotografia d'epoca: Cortina in festa per i 100 anni di risalita in funivia. La foto d'epoca della prima funivia cortinese, inaugurata per l'appunto nell'agosto del 1924, portava fino a Pocol. Emergenza a Longarone, si incendia la mansarda, sono state evacuate 3 famiglie, 3 delle 5 famiglie residenti in un complesso Schiera Longarone sono state evacuate. Se ne è occupata anche Tiziana Bolognani nel TG di Antenna 3 ieri sera.
Sentiamo. Potrebbe essere stato un cortocircuito a innescare l'incendio che ha distrutto l'appartamento mansardato di un condominio in via Pietro Marchi a Longarone, di proprietà dell'architetto Vittore Zannol, e danneggiato un paio di altre abitazioni. A lanciare l'allarme, scattato attorno alle 9:30, è stato il figlio di Zannol, sorpreso in casa dapprima da un odore acre di bruciato e poi dal fumo. Neppure il tempo di realizzare quanto stava accadendo e di uscire dall'appartamento, che le fiamme hanno iniziato a propagarsi dall'appartamento al tetto in legno, interessando parzialmente anche la copertura della casa del complesso a schiera. Subito sono arrivati i vigili del fuoco da Belluno e in successione dai distaccamenti volontari di Longarone, Alpago, Pieve e Calalzo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma tanta è stata la paura fra i condomini, che sono stati temporaneamente evacuati. L'alta colonna di fumo sprigionato dalle fiamme è stata notata dai passanti della vicina via Roma, all'altezza del municipio, e anche oltre, fino a Provagna, come mostrano le riprese realizzate con le videocamere degli smartphone da diverse angolature. L'edificio è stato messo in sicurezza dai pompieri impegnati per tutta la giornata. I tecnici dell'antincendio hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire le cause esatte del rogo che ha reso inagibile l'appartamento andato a fuoco. I danni da incendio e da acqua ai piani inferiori della casa si presumono ingenti. Corriere delle Alpi, rapito e poi rilasciato in Libia, indagato il presunto capobanda. Rapimento Calonego, c'è un indagato per sequestro di persona, secondo il raggruppamento operativo speciale Carabinieri Reparto Antiterrorismo, il cittadino libico-norvegese Abd Rab Khalid. Potrebbe essere coinvolto nel rapimento in Libia nel settembre 2016. In mano ai banditi finirono, oltre a Danilo Calonego, anche il collega Bruno Cacace, piemontese di Borgo San Dalmazzo, e un canadese. Nell'informativa del 27 novembre 21 si spiega che l'indizio più importante risiederebbe in una serie di operazioni economiche sospette che dimostrerebbero disponibilità finanziarie apparentemente non giustificabile dalle fonti di reddito note. In poche parole, movimenti finanziari poco chiari, soprattutto al di sopra delle possibilità economiche del soggetto. Poi le successive indagini, comunicate con l'informativa, hanno dimostrato che effettivamente nell'arco temporale 2018-19 l'attuale indagato ha introdotto in Italia ingenti somme di denaro. Il giudice ha fissato per il 13 dicembre l'udienza a Roma per la discussione. La cronaca è lo scontro frontale, 5 feriti a Lemagna in tilt, 2 berline e furgoncino coinvolti nello schianto ad ospitale, una donna è stata estratta dalle lamiere, l'elicottero è intervenuto in strada. 3 auto coinvolte, 5 persone in ospedale, la 52enne trasferita in elicottero al Caffoncello. È successo ieri quando mancavano 10 minuti alle 9 e si è scatenato l'inferno alla curva in direzione nord. Un botto tremendo, si pensa causato da una invasione di corsia, forse per un malore. Tra i trevigiani coinvolti una famiglia di Mareno di Piave, il 52enne trasferito come detto a Treviso in elicottero, a Pieve la ragazza di 23 anni e la moglie, a bordo una 49enne con traumi di media gravità. Ferito senza grosse complicazioni il conducente del furgoncino, 26enne di Conegliano, medicato a San Martino di Belluno. Traumi lievi per il 77enne romano a bordo della terza berlina Audi, anche lui portato a Belluno. Torniamo sulla prima pagina del Gazzettino. Il Natale passa di mano dal consorzio all'Astor, l'organizzazione del Natale di Belluno dal centro consorzio centro storico alla cordata con a capo l'Hotel Astor. Un passaggio di consegna indolore probabilmente punterà anche a portare la pista da pattinaggio in Piazza Duomo, da Piazza Duomo ai giardini di Piazza dei Martiri. Nessun testa a testa, ma collaborazione, così spiega il presidente Andrea Dal Ponte. Già raccolte 3.000 firme contro il Vanoi, avanti tutta con la raccolta contro il progetto della diga Vanoi. Siamo a Valle del Primiero, Lamon, Feltre. La petizione ha raggiunto un risultato impressionante, 3.000 firme superate, racconta Michele Facen, membro del comitato.
La petizione è pubblicata anche all'albo Pretorio di Fonzaso e Cesio Maggiore. Ora i nuovi appuntamenti per la raccolta firme anche al mercato di Bassano. L'anniversario domani, i 15 anni dalla tragedia di Rio Gere, manca ancora una legge. Sotto il cristallo, domani la gente di montagna torna a commemorare i 4 morti di Falco. A 15 anni dal disastro Zaia e Rufus Bristot manca ancora una legge. Domani il 15° anniversario della tragedia di Falco, Venezia. Il presidente della Regione Veneto ricorda il 15° anniversario della tragedia del 22 agosto 2009, quando l'elicottero del soccorso alpino Falco si schiantò a Rio Gere, causando la morte dei 4 membri dell'equipaggio, Dario, Fabrizio, Marco e Stefano. Il presidente ha sottolineato l'importanza del loro sacrificio, ricordandoli come eroi di Falco e simboli dell'impegno dei servizi di soccorso. Ha anche ribadito la necessità di una legge nazionale che garantisca la sicurezza nei voli di elisoccorso, lamentando la mancanza di una normativa chiara e criticando l'incoscienza di chi ostacola tali operazioni, inclusi i rischi aggiunti dall'uso dei droni. Ha concluso rinnovando la vicinanza ai familiari e onorando la memoria degli operatori caduti. Corriere delle Alpi chiede un permesso, scattano le manette per traffico di migranti. Nei giorni scorsi lo straniero si era presentato in questura. Straniero senza fissa dimora arrestato a Belluno, aveva un mandato di arresto europeo. Belluno. Il 7 agosto la squadra mobile di Belluno ha arrestato un cittadino pakistano di 32 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache. L'uomo senza fissa dimora in Italia è accusato di aver facilitato l'ingresso e il transito illegale di clandestini in Austria e Germania tra agosto e ottobre 2023. L'arrestato avrebbe aiutato cittadini turchi e curdi a entrare illegalmente in cambio di denaro. Ignaro del mandato, si era recato alla questura di Belluno per verificare la sua posizione. È stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Belluno in attesa dell'estradizione. Corriere delle Alpi, vertice in questura per il senzatetto che vive a San Rocco in Piazza dei Martiri. E poi il titolo per Feltre Feint da Mugnai alle Olimpiadi, il tiro a segno insegnato dallo zio. Visita in municipio per il carabiniere, commissario tecnico della nazionale, ha ricevuto una targa dall'amministrazione comunale. L'autopsia sulla salma di Mimmo Tres conferma la morte per malore. Il 40enne di Campo San Pietro era stato trovato privo di vita nel suo Kangoo a Bigolino. L'accertamento disposto dalla Procura di Treviso ha escluso cause violente. Sedico piange Bortot, stimato volontario di protezione civile, scrive il Corriere delle Alpi. Era stato il motore del gruppo di protezione civile di Monte Peron, dove è rimasto per 15 anni. Sedico è in lutto per la prematura scomparsa di Michele Bortot, dipendente dell'Enel. Aveva 47 anni, da tempo combatteva contro la malattia. Viveva a Mirabay ed era molto conosciuto a Sedico. Il padre, consigliere comunale e primo presidente del circolo Amici Anziani di Sedico e dintorni. Lascia la mamma, Hermes, papà Giampiero, zie e cugini. Il funerale viene celebrato domani alle 16 a Sedico. E sempre da Sedico, lo ricorda il Gazzettino, è mancato per un malore improvviso Daniele Palman, 56 anni, operaio della Luxottica. Nello stabilimento di Sedico i funerali avranno luogo venerdì nella chiesa di San Gervasio. Scoppia un incendio nella mansarda, questo è il titolo per l'incendio di Longarone del Corriere delle Alpi, che ci aggiunge una testimonianza. Mio figlio ha visto del fumo e ha subito dato l'allarme. Il marito di Marisa Tomasella perse la casa, tra l'altro.
durante il Vajont. Nella pagina dall'Agordino l'incontro con Egidio Pasuc sul dramma di Marcinelle al bar Tendone di Gosaldo venerdì alle 18:30. Da Falcade sicurezza idrogeologica, a Caviola completati 2 interventi regionali, ripristinato il pieno deflusso del torrente Caiada, rafforzando le sponde e rinforzando l'argine del Tegosa. Siamo in centro alla frazione. Innanzitutto abbiamo proceduto al ripristino della sezione di deflusso dell'Alveo sovralluvionato, spiega l'assessore regionale al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottaccini. In questo caso parliamo di un intervento per il quale avevamo messo a disposizione 250.000 euro utilizzati per ripristinare le sponde del Caiada, che in precedenti alluvioni era esondato, ma anche per migliorare il guado della strada silvo-pastorale necessaria al raggiungimento dei circostanti boschi. 80 anni dopo la strage nazifascista, la Valle del Biois unita per ricordare, ieri anche alla presenza del nuovo prefetto. In Valle del Biois c'era Gianni Santomaso, Corriere delle Alpi. Un lungo intervento ricco di fatti, di nomi, di vicende che ha permesso ai presenti di conoscere di più su quanto accadde il 20-21 agosto di 80 anni fa, ma anche nel corso del mese precedente. È quello tenuto ieri a Caviola da Beppi Pellegrinon, studioso di storia locale, che ha chiuso il lungo pomeriggio caratterizzato dalle cerimonie di commemorazione dell'eccidio nazifascista del 1944 in Valle del Biois. Prima al Cippo in ricordo di Attilio Tissi a San Simon di Vallada, poi al cimitero di Canale d'Agordo, quindi al Cippo dei Fuciliati e al monumento al maggiore Tillman a Falcade, infine a Caviola, il monumento alla prigioniera e in piazza 20 agosto. Sono state le amministrazioni comunali di Falcade, Canale e Vallada a chiedere a Pellegrinon di compiere una narrazione dei fatti che negli anni venivano commemorati senza però essere rievocati e quindi conosciuti. L'escursus storico di Pellegrinon ha permesso di cogliere la drammaticità di quei giorni di 80 anni fa in cui la barbarie nazifascista mise a ferro e fuoco la Valle del Biois, uccidendo 47 civili, radendo al suolo 245 abitazioni e lasciando 645 persone senza tetto, ma anche la complessità delle decisioni che i partigiani si trovarono ad affrontare. Un movimento, quello della Resistenza, la cui importanza era stata in precedenza sottolineata dal sindaco di Canale d'Agordo Massimo Murer al cimitero del paese dove riposano molte delle vittime dei tristi giorni dell'agosto 44. Oggi, ha detto Murer, non solo facciamo memoria, ma ringraziamo con sincera gratitudine coloro che, negli opposti schieramenti della resistenza italiana di ispirazione comunista, cattolica o di altro genere, si sono spesi rischiando o addirittura dando la vita per liberare la nostra terra e la nostra nazione dall'oppressione di un regime autoritario e spietato come fu quello nazifascista. Nel 1944 ha continuato, questa terra era stata annessa direttamente al Terzo Reich per volontà personale di Hitler e le province di Trento, Bolzano e Belluno entrarono a far parte dell'operazione Prealpi. Fu in quell'occasione che molte persone apertamente schierate offersero la loro vita in favore della libertà. Il clima di quei giorni è stato rievocato da Don Davide Fiocco nell'omelia della messa celebrata nella chiesa di Caviola. Sulla base degli studi effettuati, Sono di Canale ha spiegato: la strada in cui vivevo da ragazzo era via 20 agosto. Ho spesso sentito raccontare quei fatti dai nonni. Recentemente ho collaborato con la postulazione per la ricerca storica che ha portato all'onore degli altari Papa Luciani. C'era anche lui, giovane prete, vice direttore del seminario a casa sua a Canale dal 22 al 26 agosto 44, e in quel contesto ottenne la liberazione di 3 compaesani che erano stati catturati come ritorsione. In autunno, ha continuato Don Fiocco, all'ingresso in seminario gli alunni vennero al più presto portati al rito della vestizione perché la talare li tutelasse in eventuali rappresaglie. Uno di loro era Ausilio Darif, la cui casa di Feder era stata incendiata il 21 agosto. Il vice direttore Luciani gli donò la sua veste. Oltre ai fatti del passato, l'accento è stato posto da Don Fiocco, da Murer, ma anche dai sindaci di Falcade, Mauro Salvaterra, e di Vallada, Fabio Lucchetta, e dal prefetto Antonello Rocco Berton, sull'attualità segnata dalle guerre in Ucraina, a Gaza e in molte altre parti del mondo, e sull'odio che le genera. Quello di oggi è un momento simbolico in cui rendiamo onore a quanti hanno perso la vita per mano nazista, ha detto il prefetto, ma è un ricordo utile per sottolineare ai giovani quanto oggi sia importante conservare, consolidare e sviluppare la collaborazione
la pace, la serena convivenza che rispondono alle esigenze autentiche della nostra popolazione. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Gazzettino, siamo nel taglio basso del giornale, le nostre vacanze, a spegnere incendi in Calabria, l'estate al sud, ma per spegnere fuochi è la scelta che rinnovano ogni anno Luigi Troian di Sospirolo e Giuseppe Casanova di Sedico, 2 volontari dell'Associazione Antincendio Boschivo di Sospirolo. Anche quest'estate, invece che andare in vacanza, sono stati impegnati in Calabria per la lotta agli incendi. La Regione del Veneto, così come le altre, è solita inviare delle delegazioni composte di volontari AIB Protezione. Ho subito dato la mia adesione, come faccio ogni estate da qui a 30 anni, racconta Luigi. Gli fa eco Giuseppe, la mia famiglia lo sa, quando mi arriva la chiamata io parto, punto. A Roccapietro i cadaveri dei soldati sulla Marmolada sono un mistero, non dovevano essere lì. La Brigata Como durante la Prima Guerra Mondiale non era a distanza in Marmolada, è un mistero la presenza dei 2 militari con le mostrine di quel reparto. Il Corriere delle Alpi, anzi l'Alto Adige, al proposito sulla notizia dei resti ritrovati in montagna, aggiunge: da quanto emerso i resti risultano essere le spoglie dei 2 fanti appartenenti alla Brigata Fanteria Como. L'identificazione del reparto si è resa possibile grazie al rinvenimento delle piastrine militari e delle mostrine di quel reparto. L'attività di recupero, continua all'Alto Adige, è scaturita dalla segnalazione dell'escursionista presentatosi il 16 di agosto al comando stazione Carabinieri di Canazzei, questo secondo l'Alto Adige. Corriere delle Alpi, piccoli negozi a rischio, appello ai turisti, comprate nelle valli, parte la campagna di Uncem rivolta ai frequentatori della montagna. Acquistare i prodotti del territorio salva i paesi, chiediamo un impegno civico. Un'impresa su 10 sparisce, senza servizi tanti vanno via. I comuni sotto i 5.000 abitanti soffrono di più. Qualcuno perde il doppio. De Pellegrin, sindaco della Val di Zoldo: le Dolomiti sono una famiglia. Tempi duri a Zoppè, difficile sopravvivere, la gente passa da noi ma solo il 5% compra. Il sindaco: servirebbero park a pagamento ma non abbiamo vigili. Sagui: fatichiamo a mantenere aperto l'unico bar del paese. Il villeggiante va controcorrente, non rinuncia invece ai prodotti tipici. Dal Cadore al Comelico la tendenza dell'estate non cambia. Tutti dimostrano una minor capacità di spesa, dice il presidente Walter De Cassano. Auto in fiamme a Parec di Agordo. Agordo. Lunedì, poco dopo le 18, i vigili del fuoco di Agordo sono intervenuti in frazione Parec, comune di Agordo, per un incendio autovettura. Grazie al tempestivo intervento, i pompieri sono riusciti a spegnere il veicolo in fiamme e a prevenire la propagazione del fuoco agli edifici circostanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Agordo. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse alle ore 19:20. Grazie per averci ascoltato, a domani. Avete ascoltato la rassegna stampa locale dal